L'idea per questo progetto è creare un mobile su ruote che contenga la spina, tutto il sistema di compressione per il fusto e il sistema idraulico per sciacquare i bicchieri. Per quelli di voi che mi seguono da abbastanza tempo si ricorderanno di questa serie che ho fatto dove ho costruito un bar all'interno del nostro studio di registrazione. Negli ultimi 4 anni questa spina è rimasta in una cantina inutilizzata, ma oggi torniamo a dargli gloria e la facciamo modificandola e rendendola portatile. Tutto questo mi servirà per una festa sorpresa che sto organizzando per i miei amici. Il problema è che ho solamente una settimana di tempo per terminare tutto. Ottimo, arrivati a questo punto tutta la struttura è stata fatta, la spina ci sta, ho riempito già la tanica per vedere se spancia e se ci sta comunque dentro. Sempre qua sul fianco all'interno ho incollato 2 pezzi di MDF che mi serviranno per attaccare la pompa dell'acqua e tutto l'impianto elettrico, compreso il sistema per mandare in pressione la spina. Questa spina non è come tutte le altre classiche che trovate nei bar, che quindi hanno bisogno di una bombola di CO2, di un chiller che raffredda la birra quando cominciate a spinarla, ma è una cosa molto più semplice che funziona con una camera iperbarica caricata ad 1,5 bar di pressione. Sostanzialmente questo qua è un frigo piccolino. All'interno troviamo questa, all'interno di questo contenitore pressurizzato che viene caricato con 1,5-1,6 bar circa, abbiamo il nostro fusto della birra, che è un fusto particolare in PET, una plastica riciclabile, ed è un fusto studiato esclusivamente per questo sistema che si chiama Dragmaster. Questi fusti nello specifico si chiamano fusti Flex e sono fusti da 20 litri. La particolarità di questo sistema, a differenza di quelli tradizionali, è il fatto che uno, non utilizzano la CO2 per spingere fuori la birra dal fusto perché è già fresca all'interno del suo frigo, e secondo, non hanno bisogno di manutenzione, quindi di pulizia dell'impianto come un impianto tradizionale. E la cosa più importante, non essendo un'attività commerciale, quando voi aprite un fusto normale di un bar, questo qua dura circa una settimana, 10 giorni. Questo qua è da 20 litri ed una volta aperto dura poco più di un mese, quindi ideale per qualsiasi festa d'estate. Compri il fusto, lo metti qua dentro, sta in fresca e puoi spinare 20 litri nel giro di un mese. Il problema che ha questo è proprio come mandare in pressione il fusto. Vi spiego meglio dopo l'idea che ha avuto un mio amico, geniale raga. Il taglio che ho fatto, sono stato preciso al 99, c'è solamente qua questo piccolo angolino nero che ho tagliato un pelo troppo largo, però come potete vedere posso ritenermi più che soddisfatto. Passiamo ora alla fase di incollaggio del nostro sciacquabicchieri. Adesivo ideale che ho trovato per questo tipo di incollaggio è il Bostik Legno Max. 1 perché è un attacco rapido in 30 minuti, 2 è multimateriale, quindi che sia legno con legno, legno con metallo, legno col calcestruzzo, è ideale per questo tipo di utilizzi. Oltretutto dice che è resistente all'acqua e le immersioni, quindi per questo tipo di utilizzo in cui
ci possono essere schizzi, è ideale. Mi raccomando, non lo metto storto. Il prossimo passo è collegare la tanica, collegare la pompa, vedere che tutto il sistema funzioni. Grazie ai vostri suggerimenti su Instagram, ti invito a seguirmi se ancora non lo stai facendo, discutavamo su come sistemare l'impianto dello sciacquabicchieri e mi avete dato tantissimi consigli e ho fatto alcune modifiche. Come vedete ho tolto una tanica da 30 litri che avevo, sostituita con 2 taniche da 20, modificando leggermente la struttura, facendo questo ritaglio qua davanti e anche dietro. In questo modo posso andare a tirare fuori le taniche senza nessun problema. Ricapitolando, una è la tanica dell'acqua pulita e l'altra è l'acqua dello scarico, quindi quella che scende mista a birra andrà a finire lì dentro. Ho spostato la bombola lì sopra, la pompetta lì sotto e l'impianto elettrico è là dietro. Perfetto, abbiamo il nostro ripiano, la nostra colonna, lo sciacquabicchieri è installato, la tanica è piena, la pompetta è accesa e attiva. E funziona tutto magnificamente. Raga, c'è ancora tantissimo da fare, ottimo risultato già questo che funziona. Continuiamo con i lavori. La prossima fase da fare è quella di installare tutto l'impianto di aria compressa. Vi spiego meglio qual è la mia idea. Come vi anticipavo, questa spina per far uscire la birra dal fusto utilizza una camera pressurizzata a 1,5 bar circa che spinge la birra fuori da questo tubicino fino fuori dal rubinetto. Per mandare in pressione quella camera lì, in origine la spina aveva un piccolissimo compressore d'aria che però aveva l'unico svantaggio che per mandare in pressione a 1,5 bar ci metteva 15 minuti. Per risolvere questo problema scatta in gioco un mio amico che è un sub e ha avuto un'idea geniale a dir poco. Questa, ragazzi, è una bombola da sub da 1,7 litri d'aria. La particolarità di questa bombola è che può tenere una pressione di 200 bar. Questo cosa comporta? Che abbiamo più di 340 litri d'aria a disposizione per caricare la nostra birra. Considerando che la pressione è molto bassa, appunto di 1,5 bar, e avendo 340 litri d'aria, abbiamo fatto il calcolo che possiamo utilizzare la spina con questa bombola carica e utilizzarla per oltre 10 fusti, ovvero più di 200 litri di birra, prima di andarla a ricaricare, che comunque ha un costo molto irrisorio, intorno ai 5 euro. I prossimi lavori sono tutti di finitura, monte pannelli, stai lì, borda, fai così. Vi faccio saltare direttamente tutti questi passaggi e noi ci vediamo alla festa per testare la spina. Ragazzi, per testare la spina siamo venuti qua in questo fantastico rustico in mezzo al nulla più assoluto. Abbiamo tutto quello che ci serve, da mangiare, da bere, buona compagnia, ma soprattutto abbiamo la spina della birra. Ora ve la faccio vedere. Ecco qua la spina terminata, ragazzi. Vi faccio vedere tutto il funzionamento e tutte le feature che ci abbiamo messo. La roba sicuramente più interessante è il pannello di controllo, dove abbiamo 2 manometri, uno che segna la pressione in ingresso, quindi quando noi andiamo a aprire si vede quanti bar stiamo buttando dentro, e questi segnano la pressione che abbiamo dentro il fusto. Un altro qua che abbiamo è l'interruttore che accende la pompa dell'acqua. Questo serve principalmente che così quando la pompa non pesca più acqua evita di andare a vuoto. Per il cassetto invece ho optato per fare una bella maniglia nascosta qua dietro, così non ingombra, e soprattutto, ragazzi, la roba più interessante, cassettino
per bloccare, così durante il trasporto non si apre e non abbiamo problemi. Tutto il cuore della spina è dietro a questo pannello che si rimuove facilmente così. Come vi avevo anticipato, per far funzionare l'aria compressa per la spina, un mio amico mi ha dato un'ottima intuizione, che è stata utilizzare una sua vecchia bombola da sub. Questa dà pressione per caricare il fusto dentro e ci permette di caricarlo e cambiare il fusto per oltre 10 volte. Qua abbiamo la pompa dell'acqua che pesca l'acqua pulita da questa tanica e l'acqua sporca va a finire in questa qua. Per controllare la carica della bombola qui abbiamo installato un manometro da 360 bar che ci indica quanta carica ci rimane ancora dell'aria compressa. Il discorso qua, ragazzi, è molto semplice. Sciacqua bicchiere che funziona con la pompetta, birra fresca, e che cos'è che può andarti storto? L'unico problema che ha questo posto magnifico è che non ha nessun tipo di allacciamento né idrico né elettrico. Grazie a EcoFlow che abbiamo dato questo power bank gigantesco riusciamo a far andare tutto quello che ci serve stasera. Ha un sacco di uscite sia davanti che dietro per ricaricare tutti i dispositivi mobili, che far andare dispositivi a 2,30. La cosa più interessante di questo prodotto qua è che si può ricaricare sia con i pannelli fotovoltaici che mi hanno sempre inviato, sia con la macchina sia dalla presa elettrica. Questo attrezzino qua è 5 euro che sta facendo funzionare tutto ed è ancora al 66% di carica. L'ultima chicca di questo dispositivo è sicuramente l'applicazione da smartphone che ti permette di monitorare il tuo dispositivo a 360 gradi. Con questa puoi monitorare la corrente in ingresso e la corrente in uscita, abilitare o disabilitare tutte le porte a tuo piacimento, oltre che monitorare i consumi di ogni singola porta. Veramente una figata. Raga, è inutile dirvi che la festa è andata benissimo sotto ogni punto di vista. La cena è stata buonissima, 20 litri di birra sono stati bevuti tutti fino all'ultima goccia. Non pensavo, ma nonostante fossimo stati in 8-10 persone, finita tutta e la spina non ha avuto mezzo problema. Tutti i problemi che pensavo potesse avere non si sono verificati, anzi si è comportata molto meglio di quello che pensassi. Ci tengo a ringraziare tantissimo Zarovat, che tra l'altro ho invitato ed è venuto anche lui alla grigliata per testare la spina, perché mi ha realizzato un pezzettino al tornio che senza il quale non sarei riuscito a terminare una parte di questo progetto, per cui veramente ti ringrazio ancora tanto. Volevo ancora ringraziare EcoFlow che mi ha mandato questo Deltamax e che ha sponsorizzato questo contenuto, senza il quale non sarei mai riuscito a costruire questa fantastica spina della birra. Raga, spero che questo progetto vi sia piaciuto tanto quanto a me a realizzarlo. Se questo video arriva a 2000 like e 200 commenti, facciamo la versione 2.0 e la facciamo spinare qualsiasi cosa. Realizziamo la spina per gin tonic. Quindi lasciate qua sotto un botto di commenti, domande o dubbi. Ringrazio i Patreon come sempre per supportare questo programma e noi ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.